Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. In questa puntata, Bustiano Pilosu va data con Mario Forroia, uno de sos cantores che ha funnato su tenore dure de bitti. Mario conta de commente prima de su 96 su tenore dure fuide in intro de un coro brummannu a Sanuorese e de commente parisi con sos cumpanzos han deciso de cominciare a cantare a tenore, sighinde sa ghia de sos cantores brummannos de sa idda. S'arresonu si muove da suba de argumentos commentes evoluzione de sas bogues in su tempus e sa differenzia de sonu ligadas a personalidades e calidades de sos cantores. Paris a su tenore dure, Mario ha organizzato un laboratorio scolastico de canto a tenore dai su 2004, un'iscola che ha imparato meda pizzinnos biti chesos a cantare a sa moda de sa idda. Iscultate vos como sa resonata de Bustiano Pilosu con Mario Forroia. Salutamus a Mario Forroia de su tenore dure de bitti, sa contra storica de su tenore. Tu ebbi da su cominzo da quando l'ha fondato, in quale anno che vi? Beh, allora, io praticamente allo stato attuale sono uno dei fondatori del suo tenore dure. Praticamente dai 95, fino dai prima di non fondare come tenore dure, proprio prima che ha parte di un tenore che ne numene che ha parte di una companzia di amici. Ma nemmeno che ha parte di un coro polifonico, così che questo tenore è nascito in questo coro polifonico. Vai a membros che hanno parte tipo sa contra che ha parte io superiore a chiapo basso. Di conseguenza hanno visto che è bello su basso che ha chiapo e questo pretendo vorrai che seppure che ti su coro tanno come lui poi io e seppure che ti praticamente su babbo di questo pretendo vorrai una contrastoria che no che in visti l'innaranzio burrai e montovati no che praticamente che hanno una reazione burrai e proprio sa contrastorica da sempre e di conseguenza questo pretendo izzo de zio burrai e seppure prima ha fatto che a mia praticamente seppure prima che a basso e poi dopo ha fatto contra che la chia Chimmecus e insomma abbiamo cominciato dai tanno abbiamo detto ma poi non nos tiramos a un'ala dai questo e non nos tiramos e acchimus un tenore a conto nostro poi prima il tenore dure sempre inglobato in questo coro polifonico e poi dopo noi che siamo stirati su tutto in questo zio Ioanne Pretto zio Ioanne Pretto Calvisi che sono mattissi pure che l'abbiamo stirato in mezzo su gli hai dato sao che zio Ioanne Pretto meravigliosa Gallo Como che ha una certa età canto dene Como ha 86 anni e Gallo Como sao che su è eccezionale cioè per non essere eccezionale è una cosa non viene bene a descrivere questa occhio di zio Ioanne Pretto e così che zio Ioanne Pretto occhio io basso pretendo contra e Giulio Eroeda Giulgi del Logo Mesuoc io gli Eroeda che Mesuoc ha fatto sempre scontra a chi ha cantato in altro tenore a chi ha contra però che noi a chi ha Mesuoc una Mesuoc particolare insomma a me mi piaciata non è tutto che piaciata però a me mi piace a metà una bella Mesuoc e insomma abbiamo cominciato. E su numene da un che l'ha sbogato questo dure allora dure una teraida che poi che si sperdita da una pestilenzia poi sono restato che si sono spostati un pacchetto da sopra questa idea questa dure praticamente a giosso de visti questo dure che poi dopo si sperdita che sono restato si sono esperti che abbiata praticamente sabba che piccaia questa idea
questa idea di dure, questo villaggio medievale, mi pare che è una cosa da gai, e sabba che picaia una colaiata sutta sul Camposanto, di conseguenza L'hanno attribuito a Cussu. gai, narana, di conseguenza ha causato questa pestilenza che ha disperdito su Saida, che sono quasi morto tutto. Sono che sono restati, finché sono spostati cosa sopra, e che poi non lo so, vedete lo scritto, però su che mi hanno nato Bolnaro. Questo sono che sono restati di questa idea, hanno nato un'altra idea, che si sono fermati in una beata una lontana, sa Cherva, cioè sa bitta, per intenderci, sa bitta, e dai cusso che venne tu bitti, dai cusso che venne tu bitti, e dai cusso è nascito vizi praticamente. E te che nare, chi dura queste origini dei vizi praticamente. E quindi su numene l'ha separato, può narrare che è su numene antico, Sì. da un benidi, che la gente si che il bene da stare brusa sopra, e ha fondato Usaida de Bitti. Questo è un bello conto che fa che hanno sul manno, e gai. Queste ste suchinarana, poi bisogna dire, si va così scritta di Salbrobania, non disco, si batte a terra su stesinara, batte un'altra teoria, un'altra Nichele, che vizi esistia a tagare in questo periodo, esistia a tadure, vizi e goreai, questa è un'altra cosa che si contrasta da chi si arreglano capo a tu prima. Però di solito su chi si naraiata è la prima cosa che ha ponato, su chi è stato tramandato da tutto il rovescio, poi sono scritto, io non ho mai letto dei scritto che Però su chi conta adesso che ha separato questo numero che rappresenta le origini, insomma, è un luogo storico in ogni maniera, de bitte, di questa idea isperdita che vuoi che il bene da bitti o a stare a bitti o a fondare a bitti. Due sono una cosa da gai, allo stato attuale in cui è stato preso da Creia, in cui su su margine di un paio di chilometri bacchi in Creia. Già besti sul fatto storico. Santo Iogliedo dure, che è praticamente la crieda che è stata proprio di dure, poi Santi Stevene, Babbo Manno, Santa Maria e Santa Lucia. Tutto cioè questa schimba creia in su giro del Pacco Trito. Binata che sono quasi beste Babbo Manno che Santa Maria che sono a 20 metri su una da esattera. I Santi Stevene che Santa Lucia sono attesi di bidettare 200 metri, forse non bisogna. Ascolta, prima di cominciare questa regionata, fimmo a regionende di questa gente manna che ha sconnoto due che cantaia da tenore, che ha sconnoto gente non una schida sottigento, sì, e va scantato pure. Allora, mi è capitato una via momento in Santo Ioanne, Saltipiano in Santo Ioanne, in un'occasione, in un momento, ma forse su 20 battle de maio, su 96 mi pare che in occasione di una est di una guerra, dai, su 20 battle de maio, e in cui in questo santuario del Santo Ioanne mi è capitato di cantare sia in Daniele, in Trancheri, in Pizzero, e qui una skin sente più anziana, ma uno zio che ha 2 anni, zio Diego Pipichedo, ha fatto la guerra su Bindichi da che 8. A so poco tempo sinché il morto, poi è mese e poi dopo sinché il morto di anzianità, naturalmente. Però è stata veramente una cosa che potete scontare, a cantare in due nomi di gente 2 anni. Poi, un momento, un aneddoto, un pacchetto curioso, un momento, Daniele ha nato, che ha visto che chi cantante bene, zio Diego, cantante a... Zio Diego e Pipichedo, come non momento ti San Benato, che noi li chiamiamo zio Diego e Pipichedo. Va bene, andrà bene. Questo aneddoto praticamente abitualmente noi andiamo a cantare. Quando tu devi fare un augurio, noi andiamo a cantare. E a Daniele che del vestito, a cantare zio Diego non è a cantare 2 ore. È nato, sa l'imbattisi sicché.
è una cosa de nares, però è che il vestito istintivo questa cosa, non siamo spostato a ridere. E poi naturalmente ha reagito, Daniele ha reagito, oh, a 120 si udì, a 120. Insomma, è stata una cosa simpatica, dai, che istintivamente tu andai a 100 anni. È stata una cosa che mi sono sempre ammentato da sempre. Una cosa che ti voglio precontare, che è uno dei suoi argomenti che interessa in questa chirca che siamo facendo, su tenore, come è scambiato e come fidi quando ti sei spesato e alla sconnotto da Esolmanno, come si canta como in bitti. Io non ero chi è scambiato. Sul tenore cambia sempre, tu basta che tu cambias un pezzo, già questo si modifica. Di conseguenza noi ormai siamo attesi, pare siamo attesi, cioè su traio è sempre scusa, la moda è sempre scusa, però cambia, il modo di cantare cambia. Se andiamo su de distanza e tempo, come noi siamo su 20 anni che siamo cantando, da che abbiamo cominciato a Como, batto un abisso. Se tu paragona sul modo di cantare che abbiamo su Tanno a Como, narasa è un altro tenore. Cada uno mi pone del suo. Io quando cantavo poco in pretedo, cantavo in una maniera che ha su basso, come so che ne contra, ma che ha su basso. E cantavo poco, ma da tagliare a contra del pretedo, così che è un altro tenore, un'altra misuocche. Un'altra esauca sempre stamattina, però abbiamo scambiato de ocche, abbiamo scambiato a terra pure, però sa che ben restata è sempre stata Sanzio Vianne Preto, che proprio il leader de Saoc. Comunque a tornare a Sanremo uno dei suoi tesinarata del sostenore, certo che hanno cambiato, a distanza di tempo si cambia sul modo di cantare. Este siamo attesi su tenore dure, però è diverso. Da quando non siamo nati a Como, este è diverso, è un altro tenore. Però abbiamo inteso da ora, già si conosce sempre su cambiamento, però barra sempre la sabitichese. Certo, vediamo mancare pure, questo non lo può cambiare. Sul modo di cantare è sempre la sabitichese, però cambia su pezzo. Basta che ne pone su un altro, basta che cambia su un pezzo, cambia su tenore. Ma Vinza Saionaro potete essere spuro senza cambiare pezzo spuro. Sì. Su tenore che su tempo potete cambiare tutto. Sì, magari io farò un esempio, per esempio, sul Derimone Loco, quando sono nascito, cantano in una maniera. Come allora, allo stato attuale cantano in una maniera sempre su matessi tenore, però è diverso, da che hanno cantato, che hanno bitti Batore, da che hanno bitti i Tranchieri, è diverso come, è un altro tenore, non è su tenore storico che vi prima. E io si è scambiata la gente. Questo penso che già in tutti i tenori, c'è uno che canta da pro 40 anni, che in 20 anni, è normale che cambia spesso. Non sono io che te su modo suo da cantare, su traio su Michele suo, su traio suo, così che è normale che cambia. Non potete essere uguale a un altro. Non so se si imitano una registrazione. È normale che cambia. E questo trivaglio vostro di scuola è importante per questo pure, mica, se non so spizzino, tiene in pezzi registrazione al discutermi. Non sono tutti i tenori che sono disposti a parlare pizzino in mezzo, a fare riscurtare, cioè a dare esempio cantato, è diverso di scrutare una registrazione. Certo. Andiamo a imparare un pezzino a cantare non è semplice. È difficile, no, non semplice, difficile, perché metta pazienza, ma metta proprio perché è pazienza, che lo spizzino pure sono male a battagliare, che sono pizzino, mettere via, cioè, su pool di servire sono tutto giocazzate,
e disturbano a chi è cioè che hanno mettere via lo sponiamo in pare chi sta giocato e disturbaiata so schini cantante tanto carchi via diciamo vina sarziato sao che giustamente però dai sono contento di su che abbiamo fatto che dai che hanno fatto la prima scuola nostra che in vita pistinos o chi sono cantanti attualmente adesso in vita pistinos che non cantanti non hanno che in orgoglio che sono vissuto da scuola nostra vedete carchi trentina buono di pistinos che sono vissuto da scuola nostra poi non ho fatto su conto di canta però e questo per me che hanno ido di questo pistinos che per me è un orgoglio di questo pistinos che e poi se lo olvida cantante in aras questo sono vestito da scuola mia cioè io sono danno di me di Maria di Vorroia questo sono vestito da scuola mia cioè per l'orgoglio di questo che era cioè, tipo per esempio sul tenore di Maria di Osanna è un tenore bellissimo che è vestito sempre da scuola nostra cioè questo è l'unico che è andato da innanzi organizzato però proprio tenore in trio che è il vestito da noi a noi spezzino che abbiamo imparato sono vestiti sotto a pezzo singolo che non si sono mai non si sono formati come tenore unico l'unico tenore è questo Maria di Osanna però è stata una cosa veramente buona sono veramente bravo su spezzino poi qualcuno richiede vestito per motivo di forza maggiore a chi è stato a battersi studio a chi è stato a essere arruolato di conseguenza hanno cambiato ben da dattero proprio che ben da sì, hanno cambiato però praticamente sono vestito da scuola nostra e mi da tanto ma pizzino chi ne dotato babesinos che in dotato però non non sta tutto che piaghi me su tenore ti deve piagere se ti piaghete che l'auca dai nuove sia chisiata qualche cosa biresessi la lachere non ero che a castutto io ho fatto tutto io ho fatto sa ocche ho fatto sa messo ocche ho fatto su basso ho fatto e come so che ne racconta io ho fatto tutto però se è uno che si appassiona come te la io di cantare chi su coro a me io quando mi capita a sospettino il bellennaro devi cantare chi su coro su chi si cantare lo devi intendere intro non è soltanto un suono da gai lo devi intendere cioè su canto lo devi intendere intro proprio non è tutto che piagliata su io mi momento bappestino che indottato però non serviti se tu non ti piace se tu non hai la passione viene che tu sia il dottato che hai proprio la dote di natura se non ti piace non ha senso cioè non serviti e tu io che tu un bello basso però se non mi canta che non ti piace e ti sensuata non serviti e invece è capitato pizzino che non hanno dato guerra però che li piagliata che li piagliata e che la ocaria io mi ammetto di questo pizzino pariata chi non itti non mi riuscì a piccare a nessuno invece dopo ultimata a questo pizzino poi che ha insistito che li piagliata è riuscita a fare una misura discreta ma belletta non ero che tu però mi riuscita belletta cioè io di questo chi piace dall'intendere sì dopo a ultimata che hanno dopo appiccato pure a tapito motivo di studio in che sta nato questo pizzino però di una rosa l'ultima via che l'ha pinteso veramente bravetto non ero che un fenomeno però veramente bravetto un orgoglio di questo pizzino che li piagliata cioè quando una cosa ti piace mi resessi la lacchera e ti sia chiesiata se ti piace di solito a chi li piace a me mi resiste a fare tutto io a me mi piagliata a fare tutto io quando militare insomma te sì abbiamo sul tenore baiamo a chi posa ocche messo ocche però i posa ocche però mi è sempre spiegata a fare che sa contro tanto non ha chi a poter contro che la poi aggabbata proprio che attualmente so che è contro proprio manca la cara posta ascolta nammo su tre cose che bigherene
proprio può cantare a tenore. Uno è sa passione. Certo, no, per questo Sa prima. sa prima è tutto. E poi? Secondo me sa prima è tutto questo. Allora, la passione, la serietà, che è fondamentale che sia la serietà, che se tu non ti puoi illudere che sia la serietà, deve essere serio. E poi l'altra cosa non bisogna essere... Si impegno, no? Ti Beh, certo, se questa serietà che non è che si impegno. In questo senso. Serietà è scusso. Serietà che non è si impegno, che tu devi adempiere a suo dovere, che è un dovere. A te è un piacere, però è un dovere. Conto che tu ti picca sull'impegno, è un dovere. Cioè, non è che io posso anche su che mi pare a me. Se ecco parte di un gruppo, devo adempiere a questo dovere. Così che torniamo su passione e serietà. Grazie a Mario Forroia di questa bella regionata, di questa storia tua personale, ma che è finza una storia bitticchesa di Saida, del solzovano dei bitti di questa ultima generazione. Grazie a voi. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Vilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Vilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla e presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo d'orrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.